Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie, la nostra regista dalla freschissima e giovanile voce. Un abbraccio ai nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, quelli che vedono, ascoltano la nostra trasmissione. Un abbraccione grande, sempre più grande alla nostra Tina. Un abbraccio grande anche a lui, al nostro Matteo. Ci siamo, da giugno dell'anno scorso, ci siamo addentrati nella conversare sulla democrazia, circa la democrazia e la sua essenza, la sua struttura, la sua crisi, la sua palese crisi. Nel nostro percorso abbiamo visto come qualunque ideologia, che è sostanzialmente una religione idolatra, qualunque ideologia contrasta con la democrazia, contrasta per il fatto che l'ideologia, ripeto, religione idolatra, ha la pretesa di avere un corpo di aderenti alla fede, quindi di illuminati, rispetto agli altri che, per quanto capaci e intelligenti, non capiscono niente. Questa è un po' la distinzione, che questi sono illuminati, gli altri no. Ed ecco che anche coloro, nell'ambito degli illuminati cosiddetti, che non hanno competenze, non hanno conoscenze sufficienti, sono degli ignoranti di prima riga, quantomeno in determinate materie, si sentono in grado di sproloquiare su tutto e anche su ciò che assolutamente non conoscono, in quanto illuminati. Quando si ha gente di questo tipo nel cesto, quelle mele lì, fate così, anche le altre degradano, ed è quello che oggi vediamo, in particolare nell'ambito della sinistra. Abbiamo, non per nulla peraltro, a sinistra, la prima cosa, obbedendo ai canoni della disinformatia, la prima cosa che è stata fatta è stata quella di autoproclamarsi democratici, ma democrazia e ideologia si contrappongono, non hanno nulla, non stanno assieme, perché l'ideologia esclude una parte del popolo. Coloro che non sono illuminati, che non aderiscono alla fede, sono fuori. Quindi sono due concetti completamente diversi. Però abbiamo anche nel nostro percorso, ci siamo anche detti che non c'è una forma unica di democrazia. Democrazia si coniuga secondo quelli che sono i costumi di ciascun popolo. Democrazia è questa. Quindi democrazia ha come base le strutture più minute della società. Se quelle sono coinvolte nel processo, la democrazia è efficace ed è effettiva. Se sono escluse o vengono tagliate fuori, è chiaro che di democrazia in sé non può parlarsi. E questo è un aspetto. La partitocrazia odierna, che si regge su strutture paramafiose, quali sono i partiti, come ha detto più volte fin dal 2007 il professor Giuseppe De Rita, una struttura, un sistema di questo tipo, ma l'aveva già rilevato il professor Maranini alla fine della seconda guerra mondiale, non è una democrazia in sé. Si dice incompiuta, ma si può discutere. In ogni caso noi stiamo cercando di ragionare su quale forma, su cosa significhi o possa significare oggi democrazia. Perché? Perché abbiamo rilevato che forme di democrazia ci sono state nei tempi, forme di democrazia che sono tutte diverse fra loro. Abbiamo più volte citato quel momento epocale nel XII secolo che è stata la cosiddetta battaglia di Legnano,
evento militare di scarso rilievo, ma che ha dato luogo alla pace di Costanza. I comuni lombardi sedettero a pari dignità al tavolo con l'impero, con quel grande imperatore che fu Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa. E lo stesso Barbarossa utilizzò ciò che emerse dalla pace di Costanza per addivenire a una pacificazione anche nel suo territorio in Germania con i principi e i potenti locali. Abbiamo visto la forma particolare che ha alcuni aspetti di democrazia nella Repubblica Veneta, un'aristocrazia, un'oligarchia, ma però in cui il popolo ha sempre avuto un grande peso, tanto che sentivano l'interesse e il dovere di lavorare, di operare per la Repubblica per sostenere quei traffici che garantivano il benessere di tutti, quella potenza commerciale che garantiva il benessere e la sopravvivenza più che buona di tutti quanti. Ora, quindi abbiamo anche capito che ci sono queste forme diverse di democrazia che emergono nella storia, attengono ai diversi popoli europei. Oggi noi guardiamo all'Europa con grande intensità, un'Europa che non è un ente burocratico, è un insieme di popoli, una iridescenza bellezza di popoli. Quindi guardiamo a quelli e ci rendiamo conto che ognuno ha espressioni democratiche diverse. Siamo stati noi italiani, siamo stati un po' compressi dalla retorica fascista, la quale, dovendo anche unificare un'Italia in cui da nord a sud nemmeno ci si capiva linguisticamente, perché si parlavano dialetti ma lingue anche molto difformi, molto diverse fra loro, l'unificazione nel nome dell'impero romano ha un po' chiuso, anzi più di un po', lo sguardo rispetto alle altre forme a tutto ciò che è avvenuto dal Medioevo in poi nel resto d'Europa, dalla Mitteleuropa alla Prussia, alla Polonia, ai paesi scandinavi. Pensate alla storia dei paesi scandinavi, la grande storia dei paesi scandinavi nel passaggio dal Medioevo all'umanesimo. Noi non sappiamo assolutamente niente, ma vi assicuro che è una grandissima storia molto incisiva, anche per quanto riguarda le relazioni con addirittura precedenti, con l'Alto Medioevo, con l'impero bizantino. Ora non ne sappiamo nulla. Quindi ci sono queste diverse forme di democrazia che si sono sviluppate e che hanno avuto particolare significato per i singoli popoli, che in quel modo hanno poco o tanto affermato la loro essenza, l'essere popoli, che è il dato oggettivo poi alla fine è quello lì. Ora, noi abbiamo adesso, da adesso in poi, puntato l'attenzione, ovviamente, ma anche proprio per quella compressione che è avvenuta, compressione culturale che è avvenuta, abbiamo puntato l'attenzione su un fenomeno base, che è l'inizio, la prima parte dell'Ottocento, dove si sviluppano, dove nascono, possiamo individuare i germi di quelli che sono poi ancora i problemi di oggi, germi che sono italiani ma nello stesso tempo europei. Che cosa avviene nella prima parte dell'Ottocento? Nella prima parte dell'Ottocento, rispetto a quello che abbiamo detto, il padronato, il Re Sole, cioè questi sovrani, i quali erano padroni, proprietari delle terre attraverso matrimoni, acquisivano o perdevano il controllo di determinati territori, i quali passavano
col popolo, con le popolazioni che vi erano insediate, passavano da una proprietà all'altra, né più né meno, persone comprese. Ecco. Quindi davanti a fenomeni di questo tipo, che sono abbrutenti la dignità di qualunque persona, alla fine si pone l'illuminismo, il quale pone dei principi attraverso i quali emerge la contrapposizione rispetto a un padronato vissuto e visto in quel modo. Ecco la rivoluzione francese e avanti fino dopo la restaurazione, fino alla prima metà dell'Ottocento. La prima metà dell'Ottocento c'è il primo scritto di quel grande personaggio da approfondire però e da vedere anche sotto altra luce, che è Karl Halevi Marx. Chi è Karl Halevi Marx? È conosciuto come Karl Marx. In realtà il suo nome vero è Karl Halevi, è l'appartenente alla famiglia del rabbino capo di Trier, in Germania, e il padre, che conosce i movimenti di nuovi illuministi sviluppatisi specialmente in Francia, è un membro cardine della comunità ebraica di Trier. Deve rinunciare al cognome Halevi per le leggi napoleoniche dell'Ottocento, cioè per poter esercitare la sua professione di avvocato deve rinunciare al cognome ebraico. Marx è, se voi andate a leggere, si racconta che deriva dal latino Marcus, che ha a che fare col nome latino Marco. Ma in realtà la comunità ebraica con i nomi latini ci aveva un po' poco a che fare. Però, altra pista, ma molto concreta, più basata sull'etimologia, è che sia nell'alto tedesco che nel basso tedesco Marx, nell'alto tedesco significa marciume sostanzialmente, significa liquame, e nel basso tedesco marrone, fate voi, il Marx fosse un appellativo, un dispregiativo riservato nel Medioevo agli ebrei. Quindi fossero detti così, insomma, non proprio simpaticamente, Marx, perché nell'alto tedesco, sia nell'alto tedesco che nel basso tedesco, quell'appellativo significava liquame, roba da fognatura, insomma, ecco. Ed era il tipico spregio nei confronti delle comunità ebraiche che veniva usato perché in quanto appartenenti al popolo, e non è vero, perché non è vero neanche quello, al popolo che aveva assassinato Gesù Cristo. In realtà è una folla, è una massa quella che chiede la condanna di Gesù, non è il popolo. Anche questo, la differenza tra massa e popolo è stata una costante nelle nostre conversazioni e deve rimanere una costante. Il popolo ha una sua coscienza e può aspirare a un suo potere, democratos, potere del popolo, la massa no. La massa è indistinta, per definizione, ed è la massa l'oggetto degli studi di Karl Halevi Marx. Ora, questo personaggio, questo grande studioso, appartenente a una famiglia rabbinica, una famiglia del tempio, della sinagoga ebraica di
di Treveri, di Trier, che cosa fa? Elabora da sé una dottrina che, se andiamo a riguardare la storia biblica, ricorda un episodio che già è avvenuto nel passato. Se voi, chi lo sa, chi ne è a conoscenza, se voi ricordate, allorché Mosè per lungo tempo, 40 giorni, rimase sul monte Sinai a discutere, a colloquio, a misterioso colloquio con Dio per ricevere le tavole della legge, i 10 comandamenti, cosiddetti 10 comandamenti, le tavole della legge, il popolo ebraico che aspettava alle falde del Sinai e non vedeva più tornare indietro nessuno, e chiese al capo dei sacerdoti, fratello di Mosè, Aronne, di fargli un idolo, cioè il vitello d'oro, il famoso vitello d'oro, cioè praticamente un'opera di mani d'uomo, opera artigianale, come dice la Bibbia, da adorare, ma in effetti autoreferenziale, per adorare se stesso, per poter fare i propri affari e condurli secondo la propria opinione, per farsi dei sostanzialmente di se stessi. Ideologia. Già lì, quello è il nucleo dell'ideologia. Karl Halevi Marx, scrive né più né meno che quello, cioè il popolo, la massa deve trovare un idolo, un punto di riferimento autoreferenziale attraverso il quale avere il potere, perché poi alla fine il vitello d'oro è né più né meno che l'idolo del potere come presupposto per fare quello che si vuole. Questo è il nucleo. Marx fa lo stesso. Che cosa pone al centro del proprio pensiero, della propria speculazione? Pone il capitale, il quale non viene discusso, non viene analizzato nelle sue funzioni, nella sua essenza, nella sua formazione, nella sua liceità o illiceità. No, viene dato per presupposto. Il presupposto dei suoi studi è il capitale. Quando a sinistra in particolare all'epoca in cui il Partito Comunista Italiano era vigente, si distingueva fra capitalisti e democratici. I democratici erano i comunisti, autodefiniti stali, ma impossibile, è una contrapposizione, però la desinformatia è base, è la subideologia insieme al burocratismo che sostiene il castello. Democratici e gli altri capitalisti. In realtà no. In realtà il capitale è al centro sia dell'uno che dell'altro, che dei liberisti, di coloro che vedono nel mercato la fonte di autoregolazione. È al centro, non è discusso, semplicemente è in discussione l'appartenenza. Cioè, secondo gli uni, i liberisti, il capitale può finire in mano anche a poche mani private, secondo gli altri deve appartenere alla massa, al popolo, a chi lavora. Ora, perché il plusvalore è quindi il plusvalore, il valore maggiore che giustifica la proprietà, l'appartenenza di questo capitale è chi lavora. Quindi non è in discussione la struttura, il perché, il come del capitale, ma è in discussione l'appartenenza.
appartiene a uno o all'altro. Secondo Karl Levi Marx deve appartenere alle strutture che rappresentano la massa dei lavoratori. Questo, e non al privato. Teniamo conto dall'altra parte che l'appartenenza al privato significava l'appartenenza a chi era un despota, a chi ne faceva quel che voleva, al re sole, ripeto. Quindi l'ingiustizia era palese, era una ribellione a un'ingiustizia. E la struttura che Karl Levi Marx immagina, è né più né meno che fondata, ricalcata sulle strutture del Tempio, sulle strutture ebraiche, della sinagoga ebraica, del potere sacerdotale ebraico, del potere rabbinico. Lui le adatta alla società ritenendo che l'elaborazione storica, raffinatissima dei rabbini potesse essere perfetta anche per l'intera società. Ma e al centro c'è questo capitale che apparterrebbe alla massa. Quindi già nel 1848, con Manifesto dei Comunisti, appare la prima teorizzazione di questo aspetto. 1848 è anche, lo sapete, l'anno della prima guerra d'indipendenza. Ora, la chiamano guerra d'indipendenza. In realtà, lo spirito nazionalistico si afferma per un motivo, anch'esso per il motivo di ribellione al potere totale stile Re Sole, che comincia a essere contestato alla fine del 600 e ai primi del 700. Ora, questo stile è una contestazione e l'insorgenza di uno cosiddetto spirito nazionale, che cosa significa? Significa dare rilievo a popoli e non alla proprietà del sovrano, il quale trarrebbe il suo potere addirittura da quello divino direttamente, per grazia di Dio e volontà della nazione. Ricordiamoci la frase che era intestata in tutti gli atti notarili ancora nella prima metà del secolo scorso. Quindi la nazione sorge come autocoscienza dell'esistenza di popoli ai quali il sovrano deve in qualche modo fare riferimento, deve in qualche modo rispondere. Ed ecco i moti dell'Ottocento che sconquassano il quadro generale, il quadro politico. Ora, in Italia c'è una particolarità. C'è uno Stato della Chiesa che è titolare di un regno assoluto. A Roma c'è il Papa che è anche un sovrano assoluto, per di più diretto rappresentante di Dio in terra. Quindi è il rappresentante di Gesù Cristo, quindi di Dio, e il quale vede nelle terre che domina una struttura, una materia sacra. Dio me l'ha dato, guai a chi me lo tocca. Questo è un po' il concetto. E nel 48 Pio IX, allora il pontefice di allora, dapprima manda le sue truppe in favore di Carlo Alberto contro l'Austria. Poi improvvisamente, forse perché richiamato ai rischi che stava correndo, le ritira, salvo alcuni che poi combattono ancora con i Savoia. Le ritira all'ultimo minuto perché non gli conviene, perché insomma lui deve tutelare il dono di Dio, che sono quelle terre lì che si estendono
fino all'Emilia Romagna e dall'altra parte al Regno Borbonico, al Regno delle Due Sicilie. Ora, e lì si forma questa contrapposizione. Il nazionalismo di Savoia, massoni peraltro, combattono la loro guerra, che è una guerra prima di tutto di espansione, e dall'altra parte c'è chi, in nome di una sovranità direttamente derivata da Dio, vi si contrappone. Ecco, è il momento in cui il sacro, teniamo conto che la popolazione italiana all'epoca era per il 98% cattolica, dichiarata tale, quindi in quel momento il sacro si contrappone agli eventi di una storia che poco o tanto è segnata da una ribellione, quella indicata dal socialismo, ai soprusi di un potere assoluto. Quindi è una storia in cui i popoli, demos, cominciano ad avere un loro significato autonomo. Ecco, su questo significato autonomo da quel momento in poi, quindi 48, il Concilio Vaticano I, poi andremo avanti, che questo popolo viene messo in crisi. La crisi di una appartenenza religiosa contrapposta a un dato storico e alle necessità storiche che l'epoca pone. Noi ci sentiamo, lascio perché sennò vedo che sforo, noi ci sentiremo, Dio piacendo, sabato prossimo, continueremo su questa affascinante storia, mai studiata, mai conosciuta, anche quando si parlava di Lega si raccontavano delle questioni, ma sempre in contrapposizione, non viste dal punto di vista del popolo. Il popolo è il protagonista delle nostre storie, la democrazia è la protagonista della nostra ricerca. Io vi auguro ogni bene, un abbraccione immenso alla nostra Tina, una bella pacca sulla spalla e un abbraccio al nostro Matteo. Lascio la linea e la parola alla nostra regista dalla freschissima e giovanile voce.